Allora, qui al nostro corner via del Babuino, ci eravamo sentiti prima per telefono, ti ricordi, per Sì. i 20 anni di Diaz, adesso Davide Jacopini finalmente all'Hot Corner. Infatti, Oh, finalmente vedo questo angoletto bellissimo. cioè, che ti pare? È bello, no? Ma io mi trasferirei. Qui direttamente c'è col una sacco a saletta. pelo. Senti Davide, noi ti abbiamo voluto qui perché abbiamo visto un corto meraviglioso, che poi tanto corto non è, perso 15 minuti 15 in realtà, minuti. quindi, 15. che la neve coprirà tutte le cose, con te Barbara Ronchi. Raccontaci un po', a noi siamo molto colpiti per la sensibilità, per il tema toccato. Innanzitutto come ci sei entrato nel progetto? Ci sono entrato tramite la casting, che è Chiara Natalucci, che è una delle più brave casting italiane e era legata al progetto. A un certo punto ha fatto a loro il mio nome e ho incontrato subito tutti. Quindi Anna Chiara Pipino, sceneggiatrice, Anna Chiara Daniele Pipino, Babbo, Daniele regista. Babbo, e direttamente al primo incontro c'era già Barbara. C'era già Ronchi. Barbara Ronchi che Sì, fa perché la conosco da 15 anni Barbara, quindi era anche più semplice l'incontro. Ma avete Però fatto già qualcosa insieme con Barbara? abbiamo fatto teatro insieme. Ah, ok. Sapevo. 14 anni fa, un Amleto. E quindi al primo incontro li siamo già visti tutti perché era praticamente già deciso. Sì, mancava perché- solo la figura del marito compagno. Esatto. Chiara era già legata al progetto da più di un anno, se non Barbara. Sì, Era sì, legata perché è da stata più di anche un lei anno, se non la mi prima ricordo scelta. male. E cosa hai pensato? Perché poi il tema è molto delicato, ricordiamo, parla di una coppia che cerca di avere un figlio e non ci riesce fondamentalmente. E non ci riesce. Oppure Non ci riuscirà. Nell'arco non si del sa. corto non ci Nell'arco riesce. del corto non ci riesce. Ma a me è sembrato, prima di vederli mi hanno mandato ovviamente la sceneggiatura e è stata una di quelle rare situazioni in cui leggi una sceneggiatura e non cambieresti una parola. Eh sì, è vero, che non ce ne sono tante poi No, di sono parola. rarissime, cioè di solito uno comincia a leggere e dice mamma mia no, questo non ce la faccio a dirlo, questo sarebbe meglio così. È normale, cioè cerca di mettersi in bocca, come si dice, le Certo, battute, un è il attore, ruolo. e quindi leggendo dice ok, questa la modificherei. Questa sceneggiatura qua era, per quanto mi riguarda, perfetta. C'era Sì, elegante, minimalista, non c'era una parola Asciuttissima in poi, più. molto asciutta perché fatta anche di silenzi, di sguardi tra loro Tantissimi. due, bellissimo. E quella è una cosa molto bella per un attore perché vuol dire che già di partenza si dà fiducia al lavoro dell'attore. Se non ti riempio di parole, se non ti riempio di, di concetti, di spiegoni, Vuol dire che mi è fido perché di mi quello fido che del puoi fatto che tu portare. possa raccontare questa cosa con quelle Sì. 4 parole giuste che ti metto lì. E questa cosa poi si è avverata sul set perché nonostante l'abbiamo girato in 2 o 3 giorni, non mi ricordo, quindi pochissimo tempo. Quindi subito performativo, subito tutte le scene erano importanti, dal Sì, primo perché shot poi bisognava fare bene. Però c'è stata la massima fiducia di Daniele, proprio non ha fatto delle richieste ovviamente, cioè ha fatto il suo lavoro, Certo. però non l'ho mai visto in ansia nel Cioè si è affidato anche, che è una cosa molto, molto moltissimo. bella. E come avete costruito il rapporto di te e Barbara, che poi sembrate una coppia veramente? C'è la scena, quella del divano, anche molto bella, di lei che sta là, quella della insomma. Sì. Noi cazzeggiamo da 15 anni appunto. Ah, ok, quindi diciamo che vi siete presi, Sì, sì. vi siete presi in tempo? Sì, era facile. Cioè, è chiaramente un rapporto diverso quello Cioè, del corto da quello ovviamente, che però abbiamo noi. comunque si vede una familiarità. È una di quelle persone, a me viene molto è difficile non voler bene a Barbara. È una persona veramente d'oro. Quindi quello aiuta già tantissimo sia nel rapporto umano che nel rapporto lavorativo. E poi era appunto di nuovo la sceneggiatura era scritta, era stato scritto una storia tra 2 persone che si vogliono bene, 2 persone normali che si vogliono bene. Sì, che normali, hanno hai un detto obiettivo. l'aggettivo giusto. Quindi non c'era bisogno di cercare chissà che costrutto incredibile, chissà che tipo di rapporto folle. Veramente bastava volersi bene e affidarsi anche in questo caso all'altro, anche all'altro attore. È facile affidarsi a Barbara perché era brava, per fortuna lei si è affidata a me quando ce n'era bisogno. E sì, c'è un po' di il rapporto scene, funzionava. Il rapporto funzionava, era molto bello. Assolutamente. Però davvero, se è scritto male, tutta questa roba non viene, esatto, non c'è, non puoi. esatto. Brava Anna Chiara Pipino, quindi anche. Molto brava Anna Chiara. Senti Davide, facciamo un passo indietro. Che effetto ti fa oggi rivedere il tuo percorso? Abbiamo parlato quel giorno di Diaz, insomma, di quel set, da lì in poi sono successe tante cose. Adesso comincia a farmi effetto perché io penso sempre di avere 25 anni, però adesso quando penso Benvenuto a quello nel che è club. successo, dico, Non sono 25 anni. no, un po' di cose sono successe. Quindi mi fa effetto per quello, perché mi rendo conto che c'è un percorso, che nel mentre tu cerchi di
trovare certo. una direzione giusta in qualsiasi lavoro, no? Cerchi di fare una carriera, poi ovviamente viene fuori qualcosa di completamente diverso. Ovviamente, poi ci sono delle immaginavi. scelte che fai, delle scelte che fai comunque, non è che hai... no? Anche perché tu parzialmente puoi decidere, certo, esatto. magari in, Se ti chiamano, in grande via. parte, però non sempre. Però sono contento, ho fatto un po' di tutto in realtà, cioè, Sì, fate dal TV, cinema d'autore alla TV più commerciale, mi è capitato veramente un po' di tutto, però Da chi hai imparato di più? C'è un Mm. regista a cui hai rubato e imparato di più? mm, Vicari sicuramente, Mm. Anche perché è stato il primo Sì, film, quindi allora è stata sì. una delle esperienze più formative, quindi lui sicuramente. E Fabio Mollo, Ah, grande Fabio. che è un bravissimo essere umano, nonché un ottimo regista. E sì, i primi due che mi vengono in mente Sono loro. questi. Chi è il tuo attore invece di riferimento? Il tuo mito? Allora, io ho le monomanie, ti avevo detto già al telefono, io quando mi fisso su qualcuno... Ah, ok, quindi questo è il mi periodo, guardo tutti i la film. monomania di Jacopini è? Adesso ne ho due, Ah. due. Quando ci siamo sentiti erano Joaquin Phoenix e Sì, Shia LaBeouf, sì. che rimangono... Ok. Rimane in top 5. Adesso sono fissato su James McAvoy Ah, grandissimo James McAvoy. e... Tanto teatro anche lui, poi ha fatto il Tantissimo. National, grandissimo, Sì. ha fatto delle cose bellissime. E poi lavora anche lui sulle finezze, riesce a fare cose grosse, tipo Split. Sì, sì, ha fatto pure riesce a fare roba My Son. Marvel, Non so se hai sì. visto My Son ultimamente, è uscito su Prime, mi sembra, non mi ricordo. È un thriller piccolo, tra virgolette, lui e Claire Foy. Ah, Claire Foy, non so come si dice. grandissimo. Parte bene, insomma. È un remake di un film francese fatto dallo stesso regista che ha fatto il film francese. È un thriller in cui loro, a un certo punto scompare il figlio e loro devono trovarlo. E in quel film lui ha detto che non ha ricevuto sceneggiatura, cioè è tutto lavorato sul momento. Ma E va. lui anche lavorando così riesce a fare delle cose, delle cose con 3 salti mentali avanti, cioè riesce a fare dei passaggi bellissimi, piccoli. Che tra l'altro complicatissimo perché Sì. salti per un passaggio. Sì. E lui, James McAvoy e Christian Bale. Sì. Non avevo mai fatto il periodo Christian Bale, adesso ci sono arrivato. Qual è il tuo Christian Bale preferito? American Poi ci sono Psycho. tanti momenti, poi c'è Christian Bale è iniziato da Spielberg con l'Impero del Sole, ti ricordi, Sì. nell'87, quindi American Psycho American Psycho terribile, forse è lassù. devastante. A me devo dire, mi piace molto anche quando fa Dylan in Io non sono qui di Todd Haynes, Sì? che fa la parte veramente bella. Senti, il tuo film del cuore invece qual è, Davide? Ce l'hai? Il cuore. Ce n'ho un C'è quello da miliardo. Isola Deserta. Quello da Isola Deserta, Sì. ok. Quello che potrei rivedere. A me piacciono. Io ho un problema. Tendo a rivedere i film di grande intrattenimento. Ma Cioè, tipo Titanic? No, tipo. Come si chiama quello con. Vedi, non mi ricordo neanche i nomi perché mi talmente divertono, ma non mi intrattenimento. fanno impazzire. Quello con Tom Cruise è. Che è tipo praticamente Mission il Impossible, gioco della tutta la saga. marmotta. Ah, no, ho capito quale dici. Che muore e rinasce per cercare di non morire. Che lei costantemente. è Gemma Arterton? No, lei è la moglie di Krasinski. Ah, Emily Blunt, Sì, Emily Blunt, Emily Blunt, Tom Cruise. Tomorrow. Sì, ho capito, quello Quello l'ho visto Tomorrow 6 Never volte. Dies, Esatto, tipo, l'ho che visto poi 6 volte credo. Perché che quello è proprio entertainment, è intrattenimento puro. Cioè mi piace quella il roba lì. blockbusterone da popcorn e Coca-Cola. Sì. Beh, bello, ci sta. Poi in realtà guardo ovviamente Tutto. tutto, cerco di guardare tutto. Però se devo rivedere qualcosa riguardo quello. Ah, ti guardi proprio... Sì, se ho 2 ore non mi vado a cercare, cioè se voglio studiare, tipo mi fisso su un attore, lo studio per 2 settimane, mi guardo tutti i film e ok, li guardo una volta. Se ho 2 ore e voglio guardare qualcosa, intrattenimento. Senti Davide, ma ti faccio un paio di giochini che facciamo sempre con il nostro corner, noi per farci passare il tempo facciamo i giochini. Stasera stai andando a dormire, bambina dorme, quindi sei a posto. Sì? Suona il Bambino, telefono, bambino scusa, suona il telefono, sveglia il bambino, quindi, Sì. però è un regista che ti chiede di lavorare al suo prossimo film. Bestemmio. Ok, e dopo la vede chi vorresti che fosse? Cioè si deve meritare il risveglio del bambino. quindi. sì, cioè si sveglia il bambino, però Italiano? chiunque. Italiano io vorrei, sono anni che vorrei lavorare con Giovannesi. Ah, Claudio Mi Giovannesi. piace da matti Giovannesi. Bravo Claudio Italiano. Giovannesi. Bravissimo.
Avevo visto Alia agli occhi azzurri al Ah, Festival bello, di Roma, molto bello, sì. e sono impazzito con quello. Sì, per E poi lui poi c'è tutto questo quello che è lavoro venuto sulla anche dopo. realtà. Quindi si chiama Claudio, sveglia il bambino e dici, Dico, vabbè, dai, questa se volta sei passa tu... Claudio, questa volta passa, non mi chiamare più dopo le 9:30. Esatto, e straniero? Straniero? Eh, chiunque, straniero chiunque. David O. Russell. Ah, David O. Russell. Beh, hai detto Christian Bale, quindi David O. Russell. Sì. Beh, David O. Russell poi scusa se ti chiama la sera perché a Los Angeles è mattina, per cui non Ne puoi avre- neanche di niente. Ne avrebbe diritto. Cioè, sì. c'ha Che ragione. vuoi dire, coraggio. Esatto. Quindi che effetto ti ha fatto vedere per la prima volta la neve coprire tutte le cose finito? Mi sono molto emozionato, una cosa che non mi succede in realtà quasi mai. Riesci a scinderti del personaggio, cioè, oppure vedi Davide Jacopini, scusa? Questa volta sì, cioè questa volta mi sono emozionato proprio perché guardavo meno le cose tecniche. Di solito quando, almeno io, quando guardo un lavoro che ho fatto, Certo, guardo le cose noti. buone, vedo gli errori, vorrei tornare indietro e modificarli. Ovviamente non puoi, però la prima visione è quella, è per me. Questa volta invece mi sono lasciato prendere, proprio perché è così delicato, così morbido, Sì, nonostante è così racconti una cosa naturale, così dilaniante, che Sì, sembra quasi la finestra su questa coppia, non si apre una finestra, tu guardi la storia e poi sembra di essere una mosca sul muro Sì, di è casa vero, e è vero. poter seguire questo dipanarsi degli eventi, che poi è anche difficilissimo, corto, perché in un quarto d'ora devi riuscire a raccontare una storia che volendo può durare È vero. una serie, no? Potenzialmente. E invece sono riusciti sia Anna Chiara Pipino che Daniele Babbo a condensare, ma in maniera elegante, tutti quegli eventi, a farti vivere una storia lunga nonostante siano 15 minuti. È vero. Cioè, rimane molto. Sì, sì, rimane tanto, proprio tanto ti rimane addosso. Senti, e con quelle due canzoni anche scelte ad hoc. Senti, per chiudere, allora, domani sera organizzi una cena, Sì? il bambino dorme, tranquillo, proprio sereno, e puoi invitare 4 persone di tutti i tempi, da Napoleone a Christian Bale. Ok. Kobe Bryant. Sono cresciuto giocando a basket e lui era Sei ancora un amante del basket un oggi? amante, sì, non un praticante. Perché Qual è il per film fare migliore bene. sul basket? Il miglior film su basket? Non ne ho visti Ce ne sono tantissimi. un po', però. In realtà Spike ho visto Lee. recentemente The Hustle, quello con Adam Sandler. Ah sì, certo, The come Hustle no? si Sì, chiama, sì, sì, giusto? sì, quello di Ok. Netflix. Secondo me è un gran film. Bellissimo, molto Lui è bello, molto Adam bello. Sandler è diventato sarà la prossima monomania Adam Sandler. Eh sì, e anche Quindi la a prossima cena- nomination speriamo per lui. Magari, perché- sarebbe anche il caso. Esatto, A cena quindi vabbè, Kobe Bryant. sicuramente, perché deve raccontare troppe cose. Difficile questo, eh? Quattro Kobe Bryant. Una certezza ce l'ho, è già qualcosa. Eh sì, capotavola. Shia LaBeouf, perché chissà cosa può combinare a cena. Con Kobe Pericolosissimo. Con Kobe Bryant, esatto. Anthony Bourdain, Ah, bello. che a cena sarebbe perfetto. E Cucina lui direttamente. sarebbe meglio e mi è sembrato una persona molto Sì, interessante. sì, sì, veramente. E chi altro? E mio nonno, vorrei vedere cosa farebbe lì in mezzo. Belin, tuo nonno genovese? Novese, Novi Ligure. Ah, ok, Novi Ligure. ok. Quindi tuo nonno, Kobe Bryant, beh, una bella compagnia, Un sembra gruppetto, sì. interessante. Cioè, esplosivo potenzialmente. Veramente. Senti, per chiudere, Davide, che c'è nei tuoi cassetti? Cosa stai preparando? Una di quelle cose che speri che vada in porto e non puoi E dire quindi niente, ovviamente perché non si sennò- può dire, esatto. Esatto. perché, tanto il 90% delle volte che sempre faccio questa così. domanda si sa, non si può dire. Davide Jacopini all'Hot Corner. Grazie Davide. Grazie a voi. Grazie mille.